Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la politica italiana non sarà mai più la stessa, nel senso che riuscirà addirittura a peggiorare, un'impresa non da poco, mi rendo conto, ma la notizia è su Il Giornale di oggi, pezzo a firma di Alberto Giannoni e veramente è una notiziona, diciamo, è l'ennesima discesa in campo di qualcuno che rivoluzionerà la politica italiana. Nella fattispecie si tratta della Madonna Pellegrina dei Propal, della madrina di tutta l'armata antigenocida, antisionista in Kefia, che ha monopolizzato le piazze nell'ultimo anno, quantomeno alle nostre latitudini, ovvero Francesca Albanese. Ci riferisce infatti il giornale che dopo quel mega evento del 19 giugno con 100 piazze collegate, oggi partono 50 presidi, che è la prima iniziativa concreta di Palestina Anima Mundi, questa rete che si riconosce nella leadership della relatrice speciale ONU sui territori occupati. Poi mai capito perché esista proprio una relatrice sui territori palestinesi occupati, non che so, una relatrice speciale per le donne iraniane torturate, ma questi sono, come dire, ipocrisie internazionali. Stando invece alle cose di casa nostra, già pochi giorni fa a Palermo l'Albanese aveva detto: dinanzi allo svilimento di questa politica bisogna che i cittadini più dotati si impegnino, in particolare i cittadini dotati di una cosa preziosa chiamata integrità. Ovviamente il cambiamento deve venire dal basso, questo perché sempre, come dire, nel prontuario delle frasi preconfezionate non può mancare. È l'ultimo anelito della democrazia. Ha sempre avuto una grande stima di sé la relatrice speciale, quindi la sua iniziativa è l'ultimo anelito della democrazia. Significa fare il sacrificio di entrare in politica. Lei non vorrebbe, ma quando la storia chiama, la relatrice speciale risponde, e riportarla a quel piano elevato di politica con la P maiuscola. Altra frase lievemente già sentita, ma qui c'è una variante, perché per l'albanese la P maiuscola è sempre e comunque, in ogni caso, anzitutto la P di Palestina, che sapete rappresenta il baricentro di ogni universo possibile per l'albanese e per le truppe Propal che l'hanno eretta a guru, cioè qualunque causa mondiale, qualunque problema geopolitico, qualunque problema anche delle vostre giornate concrete, trova il suo scioglimento nella P di Palestina. Cosa che dire, non stiamo forzando la mano, è la posizione politica effettiva dell'albanese. Bisogna emanciparsi, mettersi in discussione, e ha parlato del dovere di ribellarsi, di arrabbiarsi ancora di più. Non so cosa intenda, se per lei arrabbiarsi voglia dire, per esempio, videocollegarsi con dei convegni dove c'erano ospiti anche dei galantuomini di Hamas, che sicuramente è gente che si sa arrabbiare, no? Comunque non so a cosa si riferisca. So che continua così: non è versione, ma far parte di un processo politico costituente, attuare la Costituzione che ha un impatto chiaro anche sulla Palestina. No, scusate, rilego questo virgolettato perché è mattina, per carità. Attuare la Costituzione che ha un impatto chiaro anche sulla Palestina. Cioè Albanese riprende il feticcio della Costituzione, ma qui arriva buono ultima, perché sapete che il campo largo pretenderebbe di chiamarsi Alleanza per la Costituzione, no? Con ciò dicendo che gli altri sono fuori dalla dinamica costituzionale. Ma al di là di questo, lei ci dice che questo vessillo della Costituzione italiana da sventolare ha un impatto chiaro sulla Palestina. Che diavolo di supercazzola ideologica ci sta proponendo? Cosa vuol dire? Ormai l'albanese è formidabile, perché è una sorta di algoritmo vivente. Cioè lei riunisce delle parole chiave che parlano appunto a questo mondo di sinistra, wokista, avanguardista, spesso estremista, e le mette insieme senza ormai che ci sia neanche la finzione di un nesso logico. Quindi Costituzione, Palestina, e poi ovviamente l'altra parola chiave è genocidio.
e infatti ha rivendicato di aver raccontato l'economia dell'occupazione che si è trasformata in economia del genocidio, espressione di un sistema mafioso, quindi c'è un nesso anche tra il genocidio e la mafia. Insomma, è un gigantesco potpourri ideologico che annuncia la discesa in campo nella politica nostrana di Francesca Albanese. E la cosa, da un lato divertente, dall'altro inquietante, è che non c'è un'enorme differenza tra l'agenda che vi ho appena riassunto dell'Albanese e l'agenda della suddetta alleanza per la Costituzione, cioè della sinistra italiana ufficiale, partitica, istituzionale. Sono le medesime parole chiave. Sono anzi loro che ormai inseguono l'Albanese, sono loro che hanno eretto l'Albanese veramente a punto di riferimento del campo progressista, e lei li sta scavalcando, perché sta portando in fondo in modo più coerente, senza neanche più appunto abbellimenti residui, quelle parole d'ordine. E quindi sì che sarà un problema. Diciamo che qualche buontempone potrebbe dire che la relatrice speciale potrebbe essere la Vannacci di sinistra. In ogni caso noi prendiamo atto che da oggi c'è la discesa in campo ufficiale di Francesca Albanese, perché come titola il giornale è la Palestina che ci chiama, è sempre la Palestina che ci chiama, ricordatelo. Qualunque assillo abbiate, qualunque difficoltà abbiate a arrivare a fine mese, qualunque problema si agiti nell'economia reale, sono tutti epifenomeni. Alla base c'è sempre la Palestina che ci chiama, e ci chiama per attuare la Costituzione. Qui non ci arrestiamo, perché non siamo più nell'ambito del commento politico, ma forse entreremmo in una dinamica più che altro psicanalitica o clinica. Grazie a tutti, ma restate qui con noi, perché a breve c'è la nostra intervista settimanale. Vi aspetto.